Bella a tutti ragazzi, questo è un nuovo video, sono Claudio 5. Non ci sono mai. Non sarà come lo scorso video, cioè il video con io e Jacopo. Una specie che in realtà sarebbero dei macchinari. È tutto ok, soltanto che ci sarà solo io, Giacomo non ci sarà. Quindi oggi vi farò vedere come portare gli oggetti della miniera vostra a casa vostra. Mi trovo questo cesto. Adesso avremo 10 diamanti. Li metto tutti così. Guardate. E l'attivo. Io non faccio l'attivo, non lo state scrivendo. Ecco, come le risolvo? Prima andiamo a casa, poi alla fine io non so no, ci sono 16 diamanti. Ma come funziona? Prima di tutto devi avere la spinta del bottone, perché altrimenti non funziona. Poi questo deve essere attivo, deve essere così perché deve avere la spinta, altrimenti si ferma qui. Deve avere tutta la spinta possibile, deve arrivare fino sopra al blocker. Questo serve per azionare la redstone che spegnerà la redstone torch, che poi attiverà la redstone, spegnerà la redstone torch, attiva questa redstone torch, questo pezzo di redstone si spegne, questo di questo si spegne, la redstone si attiva, anche questo si attiva con le dietro e fanno fermare il minecart qui sopra, così da mettere le cose. Poi quando avrò finito ci sarà una specie di timer, questi riattiveranno il nostro minecart. Quando tu più attiverà questo che ti attiva che farà tutto al contrario di quello che prima vi ho detto, quindi tutto quanto quello che prima era attivo si spegnerà, quello che era spento si attiverà e tornerà da voi indietro. Semplice. Poi volevo fare anche un altro tutorial, perché mi sembrava un po' troppo corto, di ovviamente un multilevatoio. Aspettate, andiamo là. Allora, prima di tutto ci deve essere la sottomarcatura di introduzione, deve essere tutto. Quindi poi qui ci devono essere dei pistoni appiccicosi perché si attivano meglio. Vedete c'è i diamanti, i blocchi di diamante che stanno attaccati a questi, ai blocchi di stick, a blocchi di stick, poi la redstone deve arrivare fino all'ultimo pistone, però deve passare anche sotto la leva che verrà attivato. Poi come blocchi potete usare tutti quanti i blocchi tranne la bedrock e l'ossidiana, quelli non si spostano. Adesso vi faccio vedere l'esempio. Io metto l'ossidiana, non si sposta.
c'erano aspettate. Allora, come funziona? Questa è sempre attiva, sempre, altrimenti se non è attiva l'azione. Cosa è bello scritto così tutto qui. Guarda, c'è anche un ottimo gettare fuori, davvero. Rifiuto gettare. Ok, per questo il tutorial è tutto così. Perché vi devo far vedere come si fanno. Poi la redstone touch, la redstone, questo. Ok. Andiamo a un'altra parte del mondo. Vi farò vedere come si fa prima. Allora, deve fare, mettete 2 redstone sopra la terra, cioè sopra la terra, cioè scavate un par di blocchi, così sopra, ci mettete la redstone. Poi dovete scavare uno, cioè fare così, così, facciamo vedere. Facciamo la redstone. Ok. Poi la redstone qua sotto. E sopra ci vuole la redstone torch. Poi deve di nuovo cadere. Facciamo così. Deve essere di nuovo 2 volte verso l'alto. Ciao. Ok, aspettate, metto prima questo facciamo capire. Ok. Poi dopo così mettete una redstone torch qui. Quindi qui. Poi un'altra redstone torch qui. Mi pare così. Poi la redstone qui e la redstone torch qui. Sì, ok. Poi aspettate che faccio ovviamente questo andrà per coprire e non so, ovviamente questo non si può capire adesso basta non so io. Ok, poi ci andrà un pezzo di redstone su ed infine questo qua. Bene ragazzi, un tutorial, questo qui è stato fatto, questo qui è sopra,
sotto, redstone torcia, sotto, sopra, sopra, redstone torcia, redstone torcia, redstone torcia, redstone, redstone e come si chiama? Redstone comparato. Comparato. Allora, è semplice. Il secondo punto. Allora, scavate uno solo di tre. E lasciate qui. Scavate anche quello. Mettete tutti i pistoni. Sollevati. Ci mettete un pochino. Poi intorno mettete la redstone. Questo è 2 secondi, ragazzi. Cioè detto no, ho sbagliato perché giusto. Deve essere più di cioè più di 4 volte. Allora ecco, giustamente adesso e l'avevo mandato tutto qui facciamo così. Soltanto ok e chiudiamo. Perfetto ragazzi, non pensavo che quello stato fatto, come vedete se tutto vedete sono semplicissimi da fare, per questo io l'ho fatta. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in prossimo video, ricordate sempre di condividere su Facebook e commentare per sapere un po' come sono, insomma, posso migliorare, quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, noi ci vediamo a un prossimo video.